L'Ungheria di Orban affronta l'onda degli immigrati con il filo spinato. In Lombardia ha scoperto un gruppo di aderenti all'ISIS proveniente dal Kosovo. L'Albania sta tentando di sfruttare il proprio immenso patrimonio idrico. Un gruppo di Treviso produce formaggi e mozzarelle in Slovenia. In Serbia suscita polemiche la riabilitazione del generale Mihajlović. Nei ghiacci della Siberia sono stati trovati intatti cuccioli di mammut e leoni delle caverne. Due poliziotti ungheresi pattugliano i campi al confine con la Serbia, ma la loro principale preoccupazione è evitare il fango. Dalle parti del valico, il centro di prima accoglienza, una tendopoli recintata presidiata da una poliziotta, è deserto. È tranquilla ora la cittadina di Roške, fino a settembre tappa obbligatoria della rotta balcanica dei migranti. La barriera costruita dal governo di Viktor Orban, criticata da mezza Europa, ha deviato verso ovest, Croazia e Slovenia, il flusso dei migranti. La recinzione è stata estesa anche alla Croazia e il governo non esclude di fare altrettanto con la Romania. Non è bello vedere questa barriera, ma è servito, dice un uomo davanti all'ufficio postale della cittadina. Un altro ci propone un ragionamento diverso. Non c'è da credere alla propaganda del governo, non sono assolutamente terroristi, solo gente che voleva raggiungere un posto migliore, dice. A Roške vediamo un'auto di poliziotti polacchi che insieme ai colleghi cechi e slovacchi sono venuti a dar manforte all'Ungheria. I 4 paesi del cosiddetto gruppo di Visegrad sono uniti contro la politica delle porte aperte. Il portavoce del governo magiaro Zoltán Kovács non usa giri di parole. Dobbiamo fermare l'immigrazione illegale, ristabilire i controlli ai confini, la legge e l'ordine alle frontiere dell'Unione Europea. Rispettiamo il bisogno di alcuni paesi di ricevere migranti, purché sia fatto in maniera disciplinata. Il confine dista meno di 2 ore di auto da Budapest, un tragitto per il quale i trafficanti chiedevano fino a 500 euro a testa. Una volta giunti nella capitale, l'obiettivo era salire sul primo treno disponibile diretto a Vienna, ma le migliaia di persone che ogni giorno arrivavano avevano bisogno di assistenza. Sono nate così a Budapest iniziative spontanee come Migration Aid, un ONG ora attiva lungo la rotta a partire dall'isola greca di Lesbos. Ma perché è stata necessaria la mobilitazione della società civile? Chiediamo all'attivista András Sievert. Il governo ha fatto poco di quello che avrebbe dovuto fare, ma non solo il governo, anche le istituzioni che si occupano di solidarietà hanno fatto poco. Io penso che la maggior parte delle persone si sia attivata guardando le immagini alla televisione, vedendo che queste persone avevano bisogno di aiuto. Elisa Ruggeri, studentessa italiana a Budapest, è coordinatrice di una rete nata su Facebook in favore dei rifugiati. Ricorda uno dei problemi legati a questa crisi. Molti migranti economici si sono di fatto uniti a chi fugge dalle guerre. Purtroppo questo va a discapito delle persone che hanno veramente bisogno, che comunque sono tante. E da volontaria posso dire che si vede benissimo chi ha bisogno e chi no, è una cosa chiara ed evidente. Adesso il primo ministro Viktor Orban promette battaglia contro il sistema europeo delle quote obbligatorie, fortemente richiesto anche dal nostro governo. L'Ungheria dovrebbe ricevere meno di 2000 migranti da Grecia e Italia. Le quote obbligatorie sarebbero ingiuste anche dal punto di vista legale, sono contrarie al diritto dell'Unione Europea. Non funzioneranno, è impossibile distribuire altrove le persone che vorrebbero andare in Germania o Svezia. Come le fai restare in Lituania o Slovacchia? E sono pericolose. C'è la minaccia del terrorismo che va di pari passo con l'immigrazione illegale. Fidesz, il partito di governo, punta a far breccia tra la popolazione con una raccolta firme contro le quote anche per fermare l'avanzata dell'estrema destra di Jobbik. Centinaia di migliaia di ungheresi hanno già aderito, come questa signora. Difendiamo il paese, questo non lo posso dire in maniera diversa se non piangendo. Noi siamo ungheresi. Il vice ministro della difesa russo, Anatoly Antonov, ha affermato che il presidente turco Erdogan e la sua famiglia, nonché le più alte autorità politiche di Ankara, sono coinvolti nel contrabbando di petrolio proveniente dai territori occupati dall'ISIS in Siria e in Iraq. La Russia sostiene di aver individuato con ricognizioni satellitari, aeree e terrestri, i percorsi attraverso i quali il petrolio dell'ISIS giunge in Turchia. Il presidente turco Erdogan ha definito le accuse volgari calunnie.
La rotta dei Balcani per gli esperti di antiterrorismo non è una novità e l'ultima inchiesta della Digos di Brescia con la Direzione Centrale Prevenzione della Polizia ne è una conferma. Sarebbero centinaia i giovani partiti per la Siria e l'Iraq dal Kosovo, dove è stato arrestato Samet Ismit, muratore per anni residente nel bresciano, la mente di una cellula attiva soprattutto sul web, dove inneggiava all'ISIS, minacciava il Papa, plaudiva agli attentati di Parigi. Uno dei successi principali di questa attività di indagine sia quello di essere intervenuti ancora in una fase di istigazione e di propaganda. Fermati prima di passare dalle parole ai fatti. Samet non è coinvolto in gruppi terroristici. Su Facebook ha solo espresso la sua rabbia, ha scritto qualcuno sul profilo del 44enne kosovaro il giorno dopo l'arresto, ma la rabbia di Samet per gli investigatori ha un altro nome: apologia di terrorismo e istigazione all'odio razziale. Merita la Sharia a proposito dell'ex ambasciatore americano in Kosovo, parole inquietanti a proposito del Santo Padre. Vi leggo un piccolo stralcio. E adesso dove andrai? Ricordati che non ci sarà più un papa dopo questo. Parole che diventano pesanti dopo la scoperta nella casa dell'uomo di una carabina di precisione e di una pistola, come spiega un rappresentante della polizia kosovara. Grazie a questa collaborazione oggi abbiamo 2 armi in meno che erano potenzialmente pericolose per la popolazione. Ora stiamo verificando intanto la provenienza delle armi e il motivo per il quale ovviamente il soggetto le detenesse a casa. Almeno altre 3 le persone coinvolte. Ismail, il fratello di Samet, è stato espulso per terrorismo, il figlio Mergin, nipote di Samet, perché irregolare. Per Arben Suma, macedone residente nel Vicentino, è scattata la sorveglianza speciale per terrorismo, dalle perquisizioni elementi a sostegno dell'accusa. Tutto il materiale che è stato sequestrato nel corso delle perquisizioni qua sul nostro territorio italiano e al vaglio degli inquirenti ci sono materiali documentali e materiali che circolavano nel web che esaltano ovviamente alla lotta armata e alla punizione degli infedeli e di coloro che offendono il profeta. A casa di Arben Suma la polizia ha trovato un libro di un teologo musulmano, Le disposizioni su chi insulta il profeta, che legittima come forma di punizione anche l'omicidio. Le indagini proseguono seguendo in rete la catena di rapporti interrotta quando il pericolo che il gruppo passasse dalle parole ai fatti era sembrato concreto, sempre sulla rotta che unisce l'Italia con i Balcani. La NATO ha invitato il Montenegro ad aderire all'alleanza. La decisione è stata formalizzata a Bruxelles nella riunione dei ministri degli esteri degli Stati membri dal segretario generale Jens Stoltenberg. Dopo il negoziato di accesso e la successiva ratifica dei parlamenti dei 28 Stati membri dell'alleanza, il Montenegro diventerà così il 29° paese della NATO. Italia e Albania ancora una volta si tendono la mano, l'acqua il punto d'intesa e le conoscenze che l'acquedotto pugliese garantirà per ammodernare la rete idrica e gli impianti di depurazione di Tirana. Impianti obsoleti e insufficienti per la capitale dell'Albania, interessata da oltre 20 anni da un'incessante migrazione interna e una forte urbanizzazione. La densità di popolazione di Tirana è oggi 10 volte superiore alla media nazionale, dunque l'attuale riqualificazione di intere zone della capitale non può prescindere dall'adeguamento di una rete che lungo il percorso perde il 70% dell'acqua, erogata ma solo per 11 ore al giorno nelle case dei 700.000 albanesi residenti nell'area metropolitana. La città di Tirana, in particolare il sindaco, con il sostegno del premier Edi Rama, desiderano implementare la loro capacità tecnologica nella gestione e nella distribuzione dell'acqua e della depurazione delle acque attraverso una collaborazione col più grande acquedotto d'Europa. L'intesa tra la Regione Puglia, che di Acquedotto Pugliese è azionista unico, e il distretto di Tirana prevede come prima tappa la diagnosi delle criticità. L'Albania possiede un vero arsenale idrico, ingegneri e tecnici di ottimo livello, come ottima è la facoltà scientifica della capitale, con cui il Politecnico di Bari ha avviato collaborazioni da 15 anni.
In questo momento è in corso una trattativa per definire prezzi, condizioni della progettazione e poi anche dell'esecuzione dei lavori. L'accordo nato alla Fiera del Levante di settembre con il premier Edi Rama e siglato 2 mesi dopo a Tirana con il sindaco Erion Veliaj prevede un intervento di consulting per la distribuzione dell'acqua, ma anche per reti fognarie, impianti di depurazione ed evasione del canone. Ci sono grossi problemi sia nella tenuta delle reti, che sono molto antiche e pochissimo manutenute, quindi con moltissime perdite, e poi problemi di tipo organizzativo e commerciale nella bollettazione e nella valutazione dei consumi da parte degli utenti. E poi c'è tutto l'ambito della depurazione, su cui c'è moltissimo da lavorare. Una volta completato l'audit, l'Albania partirà alla ricerca di finanziamenti. Stiamo parlando di investimenti dell'ordine di grandezza di diverse centinaia di milioni di euro. Quindi investimenti estremamente significativi, vanno trovati finanziamenti, vanno gestiti, quindi stiamo parlando di parecchi anni di lavoro. 10 milioni di euro solo per il primo step, ma per assicurare il fabbisogno di acqua a tutti gli abitanti di Tirana ci vorranno diverse centinaia di milioni di euro, finanziamenti che il Paese delle Aquile punta ad ottenere dal settore della cooperazione di quella Unione Europea di cui è da 1 anno e mezzo candidato ufficiale. Uno dei principali produttori di mozzarella italiani, la Trevisana Lat, trasferisce parte della propria attività in Slovenia. A Vipava, a pochi chilometri dal confine goriziano e a 2 ore di macchina da Treviso, gli imprenditori veneti individuano la storica ma da 2 anni dismessa latteria sociale. Il rapporto privilegiato della società con l'industria lattiero-casearia slovena dura in realtà già da un decennio, da quando è la base di buona parte delle mozzarelle dell'azienda e il latte della cooperativa Mlekop di Bled, nel nord della vicina Repubblica ex Jugoslava. La discriminante non è tanto il prezzo del latte crudo, tra i 27 e i 32 centesimi al litro in entrambi i paesi, quanto la pressione fiscale e normativa più leggera oltre confine. L'investimento di 8 milioni di euro riguarda la riqualificazione della datata latteria di Vipava con il trasferimento dal Veneto di una linea produttiva appropriata per la trasformazione del latte vaccino pastorizzato in mozzarella e l'impiego inizialmente di 15 addetti. Abbiamo provveduto all'acquisto di questo stabilimento e abbiamo avviato la produzione di una mozzarella con sistema acido citrico, che è una lavorazione leggermente diversa rispetto a quella che facciamo a Resana. L'obiettivo è quello di operare da questa sede anche per i mercati, diciamo, dell'est europeo, e quindi avere una maggior presenza sia nel mercato sloveno, croato, ma anche probabilmente verso l'Ungheria e da altri paesi vicini, oltre che una grossa parte che sarà sicuramente importata in Italia, perché la lavorazione ad acido citrico adesso la concentreremo soprattutto qua a Vipava. Nel Trevigiano il gruppo conta su 2 stabilimenti in cui lavorano 86 dipendenti. Noi siamo sull'ordine delle 12.000 tonnellate anno di produzione, hanno fatturato sull'ordine di 50 milioni di euro mediamente. In questo modo, con la presenza di questa attività della Ecolat, pensiamo di ulteriormente poter aumentare il fatturato, perché in parte noi andremo a produrre qua una parte di mozzarella che inizialmente veniva chiesta e veniva acquisita in Germania, adesso non la acquisiremo più, però contiamo anche di avere dei clienti in più sia nel mercato italiano ma anche nei mercati, come si diceva prima, nella parte dell'est europeo. All'inaugurazione 2 settimane fa del rinnovato sito produttivo è intervenuto anche il ministro dell'agricoltura sloveno Dejan Židan, vice premier nel governo di Miro Cerar. Si tratta di quel tipo di investimento oculato di cui, dove non ci sono dipendenti e non c'è produzione, arriva denaro fresco. È vero, è un investitore estero che ha portato 15 posti di lavoro e ne annuncia a breve altrettanti. Per me è importante soprattutto che sia un acquirente di qualità di materia prima slovena. Fin d'ora lavorano con 10 milioni di litri di latte all'anno, ma possono arrivare fino a 50 milioni. Mi hanno chiesto se questa quantità di latte è disponibile in Slovenia. La risposta è sì. A sostenere il progetto Ecolat sono infatti, oltre alla già citata Mlekop, proprio il Ministero sloveno dell'Agricoltura ed il comune di Vipava.
La Serbia, uscita sconfitta e umiliata dalle guerre jugoslave, sta cercando di ridefinire la propria autopercezione. Un'operazione che non può più poggiare sul periodo socialista jugoslavo, ma deve basarsi sui miti nazionali serbi. In questo quadro va inserita la recente sentenza del Tribunale di Belgrado, con cui è stata sancita la riabilitazione del generale Dragoljub Draža Mihajlović, il comandante delle truppe cetniche condannato a morte e fucilato nel luglio del 1946 dal governo comunista di Tito per la sua collaborazione con gli occupatori nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Una sentenza accolta con entusiasmo dai gruppi nazionalisti. La figura di Mihajlović è ambigua, era monarchico, però per combattere i comunisti di Tito fece alleanze sia con i fascisti italiani sia con i nazisti. Ma Mihajlović era un collaborazionista o un patriota? Era entrambe le cose. Come ufficiale dell'esercito jugoslavo rimase a combattere, cioè non accettò la capitolazione contro i nazisti, però progressivamente col tempo si avvicinò sempre di più all'esercito occupante. Le sue truppe spesso collaboravano con i nazisti e soprattutto dopo il 1942, quando lui scappa in Montenegro, collabora con i fascisti, con gli italiani. I guerriglieri di Mihajlović compirono atti di genocidio soprattutto contro la popolazione musulmana della Bosnia orientale e del Sangiaccato, assassinando migliaia di civili. Moltissimi furono anche i partigiani uccisi dai cetnici. Ma qual era l'ideologia dei cetnici? Un ritorno al passato non bene definito, con una Jugoslavia sostanzialmente dominata dalla Serbia, o in alternativa la costruzione di una grande Serbia, e dunque anche il confronto violento con le altre nazionalità. La sentenza dei giudici di Belgrado è molto politica. Non hanno detto se Mihajlović era o meno un collaborazionista dei tedeschi. Si sono limitati a constatare che durante il processo del 1946 non erano stati rispettati i diritti della difesa. La decisione del tribunale di riabilitare Mihajlović non è stata saggia. Nei fatti certifica che anche lo Stato vuole questa riabilitazione. Dopo Mihajlović, il movimento nazionalista serbo pretende anche la riabilitazione del generale Milan Nedić, il capo del governo fantoccio instaurato a Belgrado dai nazisti nel 1941. Nedić, dopo essere stato consegnato dai britannici a Tito, si suicidò in carcere nel 1946. Due ritrovamenti, ambedue nelle regioni artiche della Russia, stanno suscitando grandi speranze tra i paleontologi, gli scienziati che studiano la fauna preistorica. In una caverna nella valle del fiume Uandina, in Siberia, sono stati ritrovati i resti congelati di due cuccioli di leone delle caverne risalenti a 12.000 anni fa. Il corpo di un cucciolo è intatto. Questi ritrovamenti sono unici e sensazionali dal punto di vista scientifico. Per la prima volta nella storia è stato ritrovato integro un leone delle caverne, anche se si tratta di un cucciolo. Tutte le parti molli, gli organi interni e la pelliccia sono perfettamente conservati. Gli scienziati russi hanno ricreato a Yakutsk, nella Siberia orientale, l'ambiente della caverna dove i cuccioli di leone erano congelati. Anche se questi ritrovamenti non ci possono fornire un'immagine completa dei leoni delle caverne, perché si tratta di un cucciolo di nemmeno un mese di età, abbiamo la speranza che ci possano raccontare molto sulla ontogenesi, lo sviluppo della specie, se nello stomaco dei cuccioli ritroveremo i resti del latte materno. Nel 2010, sempre nella regione artica della Yakutia, un gruppo di cacciatori di zanne ha ritrovato in una caverna il corpo congelato, perfettamente intatto, di una piccola femmina di mammut. Yuka, questo è il nome che le hanno dato i ricercatori. Ora per lei è stato creato un apposito spazio espositivo a Mosca. Nei decenni sono già stati ritrovati ben 5 corpi congelati di piccoli mammut, ma questo è sicuramente il più interessante e il più importante. Il mammut era un animale enorme, alto 3 metri e del peso di 5 tonnellate, però non siamo ancora riusciti a recuperare il corpo integro di un mammut adulto. Di solito sono incompleti, danneggiati o dal tempo o da animali predatori. Di questo piccolo mammut però si sono conservate
conservare integre tutte le parti più fragili, come ad esempio la proboscide e la coda. L'animale è rimasto congelato nella caverna per almeno 39.000 anni. Yuka è l'unico cucciolo di mammut di questa classe d'età che sia mai stato trovato. Aveva tra i 9 e i 10 anni, se confrontato con l'uomo sarebbe stata un adolescente. Abbiamo già trovato degli esemplari adulti e dei cuccioli molto piccoli. Yuka è sensazionale anche perché il suo cervello è perfettamente conservato. Grandissimo l'interesse che Yuka suscita tra la gente, soprattutto tra i più piccoli, un interesse che gli scienziati cercano di sfruttare per dare nuovo slancio anche finanziario alle ricerche paleontologiche nell'area artica della Russia.